Vuole essere ripreso o no? Perché? No, sono brutto. Non vuole essere ripreso? No, possibilmente no. Lei è parente del signor Vanni, che tipo di parente? Sarei nipote. Come nipote? Nipote da parte di sua sorella, sorellastra. Cioè sua sorella? La mia mamma è sorellastra di Mario. Avevano lo stesso babbo, dico bene? Sì, dice bene. Sorellastra, sì, va bene, quindi stesso mamma, va bene. Se lei fa volontà di non deporre, vuole deporre o no? Io certamente, No, Ha già deposto, gli è già stato chiesto nel corso delle dobbiamo indagini. avvertirla se vuol deporre o no. Lei dice di sì e depone, bene. Allora, avvertire la facoltà, dichiara di vuol deporre. Benissimo, Pulpistero. Grazie. Le generalità. sono nato a Firenze il 24/6/44. Risiedo a Barberino di Mugello, via della Ruzza 9. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con questa mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Prego, Mistero. Sì, grazie Presidente. Signor Lotti, signor Vanni, chiedo scusa. Buongiorno signor Paolo, dottor Paolo. Ah, ecco. Noi non ci conosciamo, è la prima volta che ci vediamo, dico bene? No, non comunque è lo stesso. Lei ha deposto davanti alla squadra mobile? Sì, sì. Bene, perfetto. Benissimo, va bene. Senta una cosa, innanzitutto può spiegare alla Corte qual è la sua attività? Che La lavoro mia svolge? attività è una piccola trattoria in San Frediano. Lei nella premessa spiegava che il suo grado di parentela con l'imputato Vanni deriva dal fatto che sua mamma e la mamma di Vanni erano sorellastre, così? No, il babbo. Il babbo. Cioè Era il babbo, il lo babbo stesso babbo di Mario è il babbo della mia povera mamma. Ecco, ho capito. Senta una cosa, può spiegare innanzitutto che tipo di rapporti ha in concreto con suo zio? Lei vi vedevate? Ci vedevamo saltuariamente, purtroppo vivendo a Firenze e abitando a Barberino, anche mia madre la trascuravo moltissimo e ci vedevamo così sporadicamente, non più di una volta al mese. Cioè era il Vanni che veniva da lei o era lei che andava a trovare il Vanni? Alle volte andando a trovare mia madre trovavo anche mio zio, oppure facendo il giro in paese trovavo mio zio e così si parlava 5 minuti perché io sono sempre di fretta. È mai capitato che il signor Vanni Mario veniva da lei in questa trattoria? O a Sì, Firenze? sì, veniva una volta al mese, forse meno, insomma, quando capitava. Veniva a trovare lei? Veniva a trovarmi, sì, sì. E veniva da solo, aveva dei mezzi suoi, veniva in auto? È sempre venuto da solo con l'autobus quando riusciva a prenderlo. Cosa vuol dire quando riusciva a prenderlo? Perché alle volte sapeva negli orari, trovava qualcuno che lo portava su e andava con qualcuno, insomma. Capito. Sa se c'erano altri motivi per cui veniva a Firenze lui? Oltre a venire a fare Sì. visita a me, ma c'erano motivi, lui andava a fare una giratina, non so, verso via della Scala o queste zone un po' così per andare a cercare un rapporto femminile. Ho capito. Senta una cosa, lei sa se che tipo di rapporti c'erano fra suo zio e il Lotti? No, Lotti lo conosco appena di vista. Credo una volta quando lavorava lì in via del Campuccio sia venuto anche a mangiare da me, però è un tipo che non ci ho mai parlato, forse perché non parla lui. Io parlo, lui no, non so, buongiorno e buonasera. Molto chiaro. Ma non lo conoscevo. Sa però, avendolo eventualmente saputo da suo zio, se erano in buoni rapporti fra Erano loro? buoni rapporti, spesso Lotti andava a mangiare la domenica a casa di mio zio, oppure l'andavano a mangiare fuori, a imbriacarsi fuori. Addirittura lei, se non sbaglio, nel corso della deposizione che rese in questura diceva la stessa cosa, aggiungendo erano in ottimi rapporti per quel che ne sapeva lei. Quel che sapevo io sì.
Quindi lei addirittura ha saputo che il Lotti andava a casa del Vanni a pranzo. A Così pranzo, sì. A così. cena no, perché la sera erano belli e pieni tutti e non c'era più il caso. Ma questo fatto che erano belli e pieni tutti, come dice lei, Sì, si riferisce a bere vino. Il mio zio, il più dei giorni, la sera alle 6 era bello a letto perché l'era belle. ecco, siccome su questo aspetto poi non è che quelli che hanno deposto sono stati tutti concordi, volevo sapere da lei come lo sa, l'ha visto, lei dice lo vedeva di mattina, come fa a sapere che alle 6 era No, bello guardi, e pieno? non mi contraddico, lo vedevo di mattina, non l'ho detto. Lo vedevo alle volte, ho detto, quando capitavo a San Casciano, ho Era detto, già. lo vedevo di mattina. Senta, può focalizzare il periodo in cui lo vedeva così? Cioè gli ultimi anni l'ha sempre visto fin da quando lo conosce, sempre così brillo, o in un certo momento negli ultimi anni, l'ultimo anno? No, più o meno è sempre stato amante di quelle bevute. Per quello che riguarda invece Lotti, da cosa se lo deduce o lo sa che anche lui era sempre No. brillo? No, questo non... Beh, Erano insieme, cioè andavano a però pranzo del a Lotti casa, lei io non lo sa. No, Benissimo, questo benissimo, no. benissimo. Questo non è. Senta una cosa, volevo che lei ci chiarisse, o chiarisse alla Corte, quel che ha già detto in merito a racconti fatti da suo zio a lei circa una lettera ricevuta da Pacciani. Sì. Come stanno le cose, o almeno cosa riferì a lei, se lei ha Cosa riferì? Beh, sinceramente ci ho capito poco, però mi disse lui aveva ricevuto una lettera da Pacciani dal carcere, nel quale che non ho capito che c'era scritto dentro perché non è riuscita a spiegarmelo. Comunque sembrava ci fosse qualcosa no che fossero i saluti, ma che fosse... E infatti io, come sempre, ho cercato di consigliarlo bene e gli dissi: Mario, portala in maresciallo. Quindi le spiegò che era roba da carabinieri, se no da No, non me lo spiegò. Ecco, Non ma ti come spiego. mai lei... Siccome c'era questa lettera dal carcere, non erano auguri, io dissi: meglio di tutto portare al maresciallo. Mi scusi, non erano auguri, allora che cosa fece pensare a lei che era bene portarla dal Il maresciallo? modo di parlare di Mario, cioè Dimostrava paura? Ha scritto questo. Ma sì e no. Cioè, ci vuol spiegare? Cioè, è un po' difficile, perché è un po' difficile riuscire a capire mio zio. È un po' Cosa difficile. capì lì? Cosa capì lei, tant'è che lo consigliò di andare Io a pensavo ci fosse scritto qualcosa sì, tipo minaccia, ma Lei, non lo se so, non sbaglio, lo dice... presuppongo. Tanto che pensai che vi fossero contenute delle minacce, poi lei dice non mi riferì... Lo ridico ancora. Ecco, lo ridice ancora, perfetto. Dice non mi riferì precisamente il contenuto, ma dal suo modo di fare, è la stessa cosa che dice oggi mi sembra, e da come ne parlava capii che all'interno della lettera lei dice c'erano delle pressioni nei suoi confronti. Cioè, ci vuole spiegare meglio come mai lei capì questo Dottore, tipo? abbia pazienza, io più di questo non glielo so spiegare. A parte è passato tanto tempo, ma io più di questo non lo so spiegare perché non l'ho recepito. Di conseguenza mi rimane difficile spiegarlo. Certo. Io solo, questo sono sicuro, Che lui gli ho era... detto va a portarla al maresciallo, farla vedere al maresciallo. L'unica cosa che mi è venuta in mente, no? Certo. Quando c'è un problema, poi vediamo un po'. Cioè è sempre una persona che scrive dal carcere. Cioè, poi insomma, sembrava non... Lei sa che rapporti c'erano fra suo zio e Pacciani? No, assolutamente no, perché io non conoscevo nemmeno questo Pacciani. Sì, ma il suo zio gliene ha mai parlato del Pacciani? No. E allora quando le parlò di questa lettera lei capì che veniva da uno qualsiasi o l'ha capito dopo chi era questo Pacciani? All'epoca cosa capì? L'ho capito, si conosceva tramite il paese, si conosceva che questo Pacciani aveva questa pena da scontare per certe cose. Ci può dire che cose sapeva lei a quell'epoca? Quello che sapevano un po' tutti, l'accusa dello stupro alle figlie. Non Ecco, so, era quell'epoca, era in carcere per quel motivo lì? A me pare di sì. Ecco. Sì, era per quel motivo lì. Lei non so. quando le disse la lettera veniva da Pacciani... Pietro mi disse. Ecco, lei capì chi era Pietro? Sì, capì da Pietro. Perché Pietro era per lei un suo amico.
un amico di Vanni. Penso di sì, non lo so, non lo potrei, non li ho mai visti insieme, non li ho mai incontrati, infatti io non conoscevo nemmeno Valciano. Lei ricorda, l'ha detto poi suo zio e l'ha spiegato qual era il periodo e noi lo abbiamo ricostruito, credo, abbastanza bene. Lei ricorda nella sua mente il periodo esatto in cui le parlò di questa lettera, in che epoca potevamo essere? No. Se io le dico la cosa era recente, le era arrivata in settimana, in quei giorni. Quando la portò a lei? Quando mi parlò di questo, perché io non l'ho mai veduta questa lettera. Le disse che l'aveva con sé o non disse nulla? Le disse che l'aveva con sé o non disse nulla? Non disse nulla. Disse aveva ricevuto questa lettera, sa, Pietro mi ha scritto niente. Ma non so dove l'aveva. Poteva essere il 90-91, un'epoca così, o per lei è difficile focalizzare? No, è molto difficile perché non mi ricordo. Capito. Senta una cosa, lei sa o lo consigliò lei per caso di portare la lettera oltre che ai carabinieri all'avvocato Corsi o di questo? No, assolutamente. Lei sa se il suo zio ne ha poi riferito, anzi cosa aveva fatto di questa lettera, se l'aveva portata o meno? La volta dopo per caso è tornato il discorso su questa lettera? No, questa lettera non ho mai saputo altro, fu questa chiacchierata qui, mi disse e poi non ho più risaputo niente, non ci ho fatto più. Lui non ha ridetto niente, io non ci ho... Non c'è ritornato sopra? No, perché pensavo l'avesse veramente portata a Carabinieri. Ecco, lei ha pensato che gliel'avesse portata. Dietro mio consiglio, non mi ha mai dato retta, sicché di conseguenza. Senta ancora una cosa. Lei ricorda come venne il discorso di questa lettera? Fu suo zio che era preoccupato e gliene parlò o lei vide un atteggiamento di suo zio e gli disse niente. Ma cos'hai? No, niente. No, assolutamente. Fu lui... Non aveva niente. Fu lui disse, Madonna mi ha scritto Pietro dal carcere questa lettera. Niente. Le sembrò che chiedesse a lei un consiglio? O la voleva... Sì, mi sembrò, perché se no gli dicevo porta la Carabinieri, che mi sembrò che... Quindi era lo zio che chiedeva su un fatto abbastanza per lui importante, o le chiedeva una sorta di consiglio perché aveva stima in lei, è così? Certo. Lei conosce l'avvocato Corsi? Benissimo, siamo amici. E l'avvocato Corsi ha mai parlato con lei per caso di questo problema di suo zio? No, di questo problema in riferimento alla lettera no. Di altri problemi? Di altri problemi alle volte così mi ha detto tuo zio così è cos'ha, ma insomma è qualcosa, ma così è cos'ha, su quale argomento? Su questo argomento che era di mezzo a questa cosa, insomma. Questa storia. Sì. Cioè? Come ricorda? Che tipo di discorsi? Cioè recenti perché era stato arrestato o nel passato? No, perché i primi tempi che ebbe degli avvisi fu chiamato a testimoniare anche al processo? Fu chiamato, ma forse ancora prima, altre volte fu chiamato in tribunale. Infatti quando veniva in tribunale dopo si fermava da me o prima o dopo, mi diceva insomma qualcosa così e io cercavo di consigliare. Di consigliarla, cioè? Di consigliarla, come pure mi fu detto da parte della SAM di vedere se riuscivo a capire qualcosa o addirittura di portarlo giù a Firenze, giù in questura. Allora io una mattina ci persi un'ora e mezzo. La mattina presto ho preso in macchina con me, feci una giratina e cominciai a prenderlo in tutti i modi, prima ridendo, e poi dopo incavolandomi veramente. Alla fine di tutta questa chiacchierata venne fuori e lui mi disse Paolo, ma che scherzi davvero? Okay. Dice io non ho fatto nulla, se mi vogliono verranno a pigliarmi. Bene, chiarissimo. Senta, lei diceva che abita o è residente nel Mugello, ho capito bene? Sì, a Barberino del Mugello. Da quanto tempo? Dal grosso modo 94 mi sembra. 94? Cioè 3 anni fa?
Sì, più o meno. Prima dove risiedeva, scusi? Prima risiedevo a Firenze in piazza Santo Spirito. Senta una cosa, signor Vanni, lei ricorda se suo zio è mai venuto in Mugello? Una volta l'ho preso io, l'ho portato io e siamo tornati giù, l'ho riportato a casa. E ha avuto modo di capire se suo zio conosceva le zone del Mugello? Cioè No, assolutamente. Non ha capito perché è un tipo che non capisce dove è o perché... Sì, esattamente, più o meno così, il Mugello, si ha su monti, ma non, insomma, non credo abbia capito dove l'ho portato io, cioè, io non ho avuto nessun... Perché, se capisco bene, mi corregga se ho capito male, da quella che è la sua esperienza, suo zio non si orienta bene da solo, è così? Sì, non si orienta bene da solo. Se vede un monte capisce di essere in montagna, magari sotto c'è il mare, però non si orienta bene, non ha un senso di sapere i posti dove... Ho capito. Non ho altre domande, grazie Presidente. La ringrazio, dottore. Parti civili? Parti civili? Difensori? Avvocato Pepe, sì. Avvocato Pepe, senta signor Vanni, a me premeva chiarire una sua dichiarazione che ha fatto sia oggi al Dipartimento che a suo tempo quando venne sentito nelle indagini preliminari. Lei ha parlato di essere stato sentito dalla SAM. Sì. Ecco, volevo sapere. Due volte. Due o 3 volte, 4 volte, insomma, non so. Ecco, ma questo tipo di informative erano informative come? Informali, perché di verbali ne risulterebbe uno solo. Lei era sentito come? Allora, veniva interrogato... Se verbali ne risulta uno solo, io sono stato 2 volte in questura. Una volta chiamato dall'ispettore Lamperi, l'altra volta chiamato dal dottor Giuttari. Ecco, dicevo, ma che cosa le veniva chiesto relativamente a Vanni? La prima volta, prima cosa, uno spavento tremendo perché sta tutte quelle ore senza sapere il problema. Io mi sono sentito riavere quando sono arrivato lì, ho visto Sam e dico, allora figuriamoci per mio zio, perché il terrore di vivere, sì, e purtroppo il cittadino normale non è abituato a essere chiamato in questura senza sapere che l'ha fatto, insomma è un pochino di apprensione. Fra l'altro la seconda volta avevo passato un po' di ferie ai Torregalli per Pippolino, sicché ancora di più, vabbè, comunque lasciamo fare questo. Le dispiace, fui chiamato lì in questura da questo dottor Lamperi, sì. Interrogato riguardo a... Ecco, ma prima cosa fu detto Torsolo, no? Cioè, Dio sì, l'ho inizio, non conosco. Sì, ma più che altro volevo sapere, le veniva chiesto delle informazioni su suo zio oppure le veniva proposto una sorta di intermediazione con la SAM perché lei riferisse qualche cosa e le poteva dire Vanni? No, mi veniva chiesto informazioni varie, io non me lo ricordo nemmeno, se non è verbalizzato non me lo ricordo nemmeno io. Ho capito. Cioè più o meno su questi fatti, se era a conoscenza, se le abitudini, le frequenze, dove andava quando veniva giù Ho capito. a trovare me. Ha detto 3-4 volte, vero mi sembra? Dunque, per essere esatto, la prima da Lamperi, ufficialmente in questura, poi sono venuti varie volte alla trattoria. Sono venuti anche in trattoria? Sì. E sempre le chiedevano le solite informazioni oppure che cosa le chiedevano? Mi chiedevano di collaborare, io con questo per l'amor del cielo sono contentissimo, lo faccio perché... Ecco, e a seguito di questo lei ne ha parlato con suo zio oppure no? Ma no, non ne ho parlato. Quindi Io no. le ho detto vieni giù con me questo sabato e si va così, si va insieme perché magari con me... poteva sentirsi un po' più fine della chiacchierata mi rispose in quella maniera, dicevo io se ho fatto qualcosa verranno a pigliarmi. Ecco, anche questa volta che lei è stato un'ora e mezzo mi ha detto più o meno andando in giro con suo zio le ha sempre detto che cosa in relazione a questi fatti di cui oggi è processo? Ma assolutamente niente,
Lui Cioè diceva- assolutamente niente, cioè non le ha risposto niente oppure le ha detto qualche cosa in Ha relazione... detto che lui non c'entrava niente di quello che erano le cose, diceva io ci ho fatto le bevute, ci ho fatto qui, posso essere andato una volta di vaga, ma nulla di illegale, cioè, capito? Anche se andava con una donna, ma pagava, da una parte si paga, Esatto. e purtroppo sono prestazioni che esistono tutt'oggi, ovvio. non c'è nulla. Certo, non c'è nulla di... Dicevo, si è mai suo zio lamentato con lei delle continue pressioni che aveva da parte della SAM, che venivano a prenderlo a casa a tutte le ore, anche di notte, portandolo... Quello un po' sì, quello No, è un Presidente, po'. chiedo scusa, da dove risulta, avvocato, che di notte lo andavano e lo portavano in questura? Io ho fatto una domanda se a lui risulta o meno. No, siccome non risulta da nessuna parte, è una illazione che fa lei davanti alla Corte d'Assise di Firenze, mi dice da quale carta processuale lei l'ha tratto. Risulta dai fatti... Di notte non l'hanno mai portato. Io questo Tutte le modo volte di che agire l'hanno portato veramente ci non sono lo dei capisco, verbali. Io veramente no. No, lei veramente, scusi, fa delle affermazioni che di Cioè, notte io lo prende... ho diritto di fare tutte le domande che voglio. No, Va bene? le domande sono una cosa, Eh. le domande avvocato sono una cosa, Sì. le affermazioni... E quello che fa la SAM è un'altra cosa, si sa. Mi perdono... no, si sa. no, Si sa. Presidente, no. Commissario, aspetta un attimo, avvocato. Se risulta a lei che la... A me risulta a lui, lo può dichiarare espressamente Vanni, quante volte è stato portato di notte in questo? Signor Vanni, per cortesia, faccia una dichiarazione spontanea su questo punto. Così ci chiarissi le Quante volte sei stato portato via sempre? 2 o 3 volte. Insisto, di notte, di notte. Di notte? Sì, di notte. Sono venuto a prendere a lei. È per caso la volta della Accenda il perquisizione? microfono, accenda il microfono. Di. Allora, dica per Sì, me. 2 o 3 volte. 2 o 3 volte? Sì. Che cosa? Poi una volta mi presero e mi portarono a Prato. A Prato. È la volta in cui è stato incarcerato, Presidente, attenzione. Ma quando l'hanno arrestato o altre volte poi lo riportavano a casa? No, mi portavano a casa, ma la terza volta mi portarono in prigione. Portarono? Mi portarono in prigione a E altre Prato. 2 volte l'hanno riportato a casa. Presidente, volte. ci sono 2 verbali di perquisizione, prima Due di volte. dire che lo ora portavano di vediamo, notte. sentiamo cosa dice lui. Sì, può dire quello che vuole, ma l'avvocato no, non può dire che lo portavano di notte se non ci sono atti. Mi scusi. Io ho fatto una domanda. Aspetta, facciamo Sì o no? Commissario, l'avvocato non distinguete, scusi. Non è possibile, Presidente. ma non è quello. La gestione di questo processo non è possibile. Faccio una domanda No. semplice. No. Le risulta o meno che No, Vanni mi si dispiace. sia... Siamo qui per chiarire, non siamo qui per chiarire. Mi dispiace, Siamo qui avvocato. per chiarire. Commissario, per cortesia. Prego. Siamo qui per chiarire. lo vedo. E allora? E ogni volta che cerco di chiarire qualcosa c'è le insorgenze. No. Io ho fatto una semplice domanda. Allora, Le risulta Vanni- che suo zio si lamentasse che veniva portato dalla Benissimo, SAM? Lui benissimo. può rispondere sì o no e Benissimo, finisce il discorso. benissimo. Avvocato ha detto di notte, mi scusi, e io le ho chiesto. Io gli ho chiesto. No, mi perdoni. Io le ho chiesto di notte da quale atto le risulta. Io Il no. signor Vanni dice una volta sola è stato portato a Prato. Benissimo, commissario, c'è il Vanni che dice questo. Noi prendiamo atto, se è vero o non è vero, poi si vedrà. In Bene. ogni modo, con la domanda la può fare, via. Sì, senz'altro. La domanda sì, ma non illazione. Ora Ne avete basta, fatte 1000 di illazioni, No, di no, giudizi, no. di tutto in questo Finiamo di processo. becchettarci tra voi come i galletti del pollaio, perché non è il caso, andiamo. Non è il caso. Prego, commissario. Il caso è, Prego, il caso è avvocato. che da 1 anno e mezzo una persona innocente è in galera. Questo è il punto. Vabbè. Signor Allora vedremo. Presidente, mi Ci manda sono a casa, non ne provvedimenti posso più. giudiziari. Non ne posso più. Provvedimenti giudiziari altre volte possono Sono anche essere sbagliati. innocente, non ho Allora, fatto vedi, nulla di lei male. parla con la corte, non con l'avvocato, con il ministero. Ogni volta Faccia vengo una domanda. interrotto, Presidente. Io sono sempre educato perché non interrompo mai il pubblico ministero. Ogni volta che Vabbè, faccio ora il si controesame io vengo matematicamente Ora si è chiarito, interrotto. ora si è chiarito, ma non vedo tanta tensione perché poi sono cose che capitano purtroppo. Sì. Il processo è fatto di dialettica, di confronti, non so. Farò anch'io, interverrò anch'io, interromperò anch'io, continuamente d'ora in poi, quando specialmente si parla di cose che non riguardano questo processo. Prego. Un'ultima domanda, signor Vanni. Quando in relazione alla vicenda della lettera, qual era il comportamento di suo zio? Era un comportamento estremamente preoccupato, di molta tensione, di preoccupazione, oppure era semplicemente una richiesta di un parere che le ha Era la fatto? richiesta di un parere, ma non mi sembrava tanto preoccupante. Bene, la ringrazio.
allora la domanda devo fare io. Lei ha detto prima... Presidente, posso farla anch'io? Sì, come no? Ah, vuole farla prima lei? No, credevo che avesse non già... avevo vista la cosa, lo poteva vedere prima di... Io lo faccio per ultimo. Credevo che Quindi avesse per... pensato che i difensori avevano esaurito. Allora, avanti, l'avvocato Salomini. Senta, l'avvocato Salomini per l'avvocato Corsi. Signor Vanni, lei ha detto che l'avvocato Corsi non gli ha mai parlato che suo zio a lui aveva parlato della lettera, ho capito bene? Sì. Sulla domanda proprio del pubblico ministero, vero? Poi però ha aggiunto anche che altre volte con l'avvocato Corsi avevate parlato della vicenda dello zio. Capita di parlare, no? Diceva così cos'ha, sì. così cos'ha, giusto, ho capito bene? Voglio dire, questo discorso che lei faceva con l'avvocato Corsi che riguardava suo zio, si parlava, diceva così cos'ha, è lo stesso discorso che lei ha avuto modo di fare anche con altre persone relativamente alla vicenda di suo zio? Cioè, voglio dire, di questa vicenda di suo zio, così cos'ha, ne parlava soltanto con l'avvocato Corsi, ha avuto modo di parlarne soltanto con l'avvocato Corsi o anche con altre persone che conoscevano lei e conoscevano suo zio? Io credo di aver parlato solo con l'avvocato Corsi. Di questa vicenda? Parlato perché mi ha detto lui, oppure io gli ho chiesto ma il mio zio come sta, cioè nel senso di dire quali conseguenze può subire, ma a tempo prima delle... Insomma, dopo poco ricevette la lettera, ma quando cominciò a avere gli inviti in questura, non so. Ecco, quindi non della lettera. Quando cominciò a avere gli inviti in questura, lei parlava, cioè chiedeva, mi pare di aver capito più che... Sì, chiedeva, o me lo diceva lui, come andrà a finire. Una volta mi sembra, gli è messo un po' male, mi disse perché c'ha cario, non mi ricordo, sono passati gli anni, ma io ho tanti discorsi, cioè di mio zio a Alberto non gliel'ho fatti. Quindi però conferma che appunto parlavate di questa vicenda nel momento in cui lo zio veniva convocato in questura, ma non della lettera, ho capito bene? No, della lettera, ecco, sì. Quindi della lettera l'avvocato Corsi non gliel'ha mai parlato. No. Suo zio non gli ha mai detto di avere portato la lettera all'avvocato Corsi? No, assolutamente. Non gli ha mai fatto leggere la lettera? No, mai. Lei gliel'aveva chiesto se poteva leggere la lettera? No, non gliel'ho chiesto, non ho dato tanto peso, ho espresso questo consiglio solo di dire portala ai maresciallo, ma finito lì io da quel momento... E il periodo in cui lei parlava di questa vicenda dell'avvocato Corsi era quello in cui suo zio veniva... Cominciò a essere chiamato giù a Firenze per qualche testimonianza, per qualche cosa, più che altro mi sembra sulla pistola. Ecco, per cui suo zio si lamentava anche con lei forse di queste o no? Di questi inviti? Un po' è chiaro, cioè anch'io mi è venuto allegramente contento. Cioè e lei ricorda di avere anche parlato di queste lamentele di suo zio quando parlava con l'avvocato Corsi all'avvocato Corsi? No. Assolutamente. Perché poi ci avrò parlato 3 volte. Bene, grazie, non ho altre domande. Senta. Lei quando suo zio si presentò a lei parlò di questa lettera che aveva ricevuto da Pietro, eccetera, eccetera. Perché non chiese o no di leggere la lettera? No, non lo chiesi. Come mai? Perché non sono curioso, sì, non so. Vabbè, ma se questa lettera creava un problema al signor Vanni, ma lui ne aveva tanti. Il minimo che potesse fare una persona come lei è che dice, vediamo cosa dice sta lettera. Non mi è venuto. Non è venuto. Anche va perché bene. ho sempre fretta. Bravo, sì. Quando io andavo a San Casciano avevo sempre... Lei prima, non ora, prima dell'intervento dell'avvocato Peppi, prima ha detto che lei pensò che la lettera contenesse delle minacce, dal modo come si comportava il Vanni, cioè, è così o no? Ma è così, diciamo è così, non lo so, non mi sembrava tanto bene. Più che altro marcava il fatto, ma ha scritto Pietro dal carcere, ma non ci si leva un granché dai miei zii, non so se voi ci riuscite, io non ci sono mai riuscito. Va bene, prego l'avvocato Corandai. Capire molto. Aspetta, un'altra cosa, ha mai sentito suo zio che voleva acquistare una pistola? Qualche testa l'ho detto, lei non sa nulla di questo storia. Mio zio, per sparare dalla canna non forse? Lo so. No, io non l'ho mai sentito. Comunque, eventualmente l'avrebbe sparato
con la canna a mano lui. Va bene. Prego, avvocato Brandari. Signor Vanni, lei prima ha detto che di aver consigliato lo zio... Presidente, ma mi sembra che le parti civili debbano parlare prima. Va bene, ma Sì, prima però, dopo che aveva fatto la domanda il Presidente, si riapre il giro se chi vuol farlo. Questa è la regola. Grazie. Lei prima ha detto una cosa precisa, cioè di fronte a questa lettera lei consigliò lo zio di recarsi dal maresciallo. Lei successivamente ha mai chiesto allo zio per quale motivo non si era recato dal maresciallo? Perché io non gliel'ho chiesto e non lo sapevo nemmeno. Io ho chiuso lì quando le ho detto, ho creduto di consigliarlo. Avrà chiesto che fine ha fatto No, questa lettera? mi Perché dispiace, non si è rivolto... mi dispiace, ma non gliel'ho chiesto. Non l'ha chiesto. Non mi sono interessato più. Bene. Ho un'altra domanda. Dunque, lei prima ha detto che alcuni poliziotti venivano o sono venuti una sola volta, non so se una sola volta o più volte, all'interno della sua trattoria. Sì. Ecco, di questa circostanza, lei la riferì allo zio che alcuni poliziotti erano venuti nella sua trattoria? Allo zio mi sembra no. Allo zio no, a chi l'ha riferita allora? Ma non so. A lui. Soltanto a voi? Ma cosa? No, io non credo, lei non non credo. ha riferito a nessuno questa circostanza che alcuni poliziotti si erano recati presso la sua trattoria? Ma così non mi viene in mente, però così semmai, non so, a mio zio mi sembra di no. Le sembra di no, ma non lo può escludere. Non potrei, no? Non potrei. Non lo può escludere, No. di aver informato lo zio. E lei prima ha detto un'ultima domanda, che di fronte alle sue domande lo zio avrebbe risposto a un certo momento: se mi vogliono verranno a pigliarmi. Queste sono le parole testuali che ho verbalizzato io, diciamo, privatamente. Se mi vogliono chi? Se mi vogliono i poliziotti. Certo, lui dichiarandosi anche a me, cioè che non aveva fatto Se mi niente. vogliono, se mi risponda, se mi cioè, vogliono i poliziotti. Sì. Grazie. Se mi vogliono. Prego, avvocato. Una sola domanda. Lei ha detto prima che parlando della famosa lettera che suo zio riferiva aver avuto da Pacciani con tono preoccupato, lei ha detto che suo zio non riuscì a spiegarsi. No. E ha detto così. È vero. Ha detto: mio zio non riuscì a spiegarsi, ma le chiedo io, per difficoltà di esposizione dello zio, esponeva male? Sì. Vuol precisare? Perché com'è che uno le chiede un consiglio e poi non riesce a spiegarsi? Mi sembra strano, mi scusi, questo vuole spiegare meglio? Io posso anche provare a spiegarmi meglio, ma forse non capisco bene nemmeno Cioè, quello lei ha detto, Sì. Si spiegò, mio zio non riusciva a spiegarsi, Ma in nessuna cosa riusciva a spiegarsi, a essere chiaro. con la lettera in mano. No, non aveva la lettera. No, ma con riferimento alla lettera. Non aveva la lettera. No, ma con riferimento alla lettera, come... Disse che le aveva scritto Pietro dal carcere. Io gli ho mai chiesto che l'ha scritto, che non ci rilevavi niente, non ci capivi niente. Io comunque io gli dissi, perché non ho capito quello che lui voleva dire. Lui ho detto comunque se c'è qualcosa portala ai carabinieri, basta. Ho detto portala in maresciallo, basta. Allora la vostra fu una conversazione Era una conversazione che eravamo di passaggio. telegrafica, Come telegrafia? a botta e risposta. Su questo caso sì, così. Va bene, Prego, altre grazie. In domande? questo caso sì. Altre domande? PM, Presidente. Può andare il test, grazie. Presidente, Prego. chiedo scusa, volevo Chiedere ancora una cosa. va bene. Volevo tornare un attimo a quei discorsi che lei faceva riferiti ai suoi colloqui con l'avvocato Corsi, su cui ha già risposto. Volevo chiederle questo. L'argomento Vanni nei colloqui con l'avvocato Corsi, se lo ricorda, l'ha iniziato lei o è stato il Corsi a parlarle? Dice, ma
Perché lei, io mi sono scritto, dice il Corsi mi disse, riferito a Vanni, è messo un po' malino. Sì, gliel'ho chiesto io. Ma Quindi- la faccenda di mio zio, devo me la va lì che tutte queste cose. Mi disse, ma l'ho messo un po' male perché non mi ricordo, mi dette delle parole. Può cercare di ricordare queste parole? Non lo so, può darsi perché aveva qualche verbale a carico, qualche cosa, non lo so. Le sembrò che l'avvocato Corsi era comunque al corrente, almeno quanto lei o più di lei, dei problemi sul punto del Vanni? No, solo tecnicamente perché essendo avvocato poteva dire qualcosa in più, ma no, penso. E se non ho capito male è stato lei a chiedergli Sì, l'ho all'avvocato? chiesto io sicuramente. Perché sapeva che il Vanni si era rivolto all'avvocato? Come mai gliel'ha chiesto? No, io non sapevo che si era rivolto. E allora come mai l'ha chiesto all'avvocato Ma Corsi? come mai? Perché in un paese ci si conosce, c'è l'amicizia, tu gli domandi a lui, essendo un legale, essendo un e tu gli domandi, ma come la sta questa cosa? Così? Ebbe la sensazione o la convinzione che Vanni aveva parlato dei suoi problemi con l'avvocato Corsi? No, io non sapevo nemmeno che questo... E allora come fece a instaurare una conversazione con l'avvocato Corsi, con Vanni? Le conversazioni su Vanni? partivano da altre cose, da fatti d'amicizia. Poi a un certo punto uno gli fa la domanda, oh ma il mio zio come gli è messo? Cioè quali sono i problemi? No, chiede se sa qualcosa. Mi rispose, però io non mi ricordo la risposta. Non mi ricordo. Mi disse, ma non è messo tanto bene perché, ma non lo so. Quelle parole non me le ricordo perché forse erano parole di studio, ecco, diciamo, di avvocati. E a proposito, lei ha detto, si riferiva a qualche verbale, come ha avuto questa convinzione? No, l'ho detto così. L'ha pensato lei? Ha pensato, non so, verbali nel senso di essere chiamato, richiamato, avvisi di presentazione, questo. Non ho altre domande, Va grazie bene. Presidente. La ringrazio. Allora, Zanobini. Posso io, signor l'avvocato. Presidente? Avvocato Pellegrini, parte civile. Qual era l'atteggiamento di suo zio quando gli parlò di questa lettera? Scusate, ho chiesto al collega, mi pare su questo punto non sia stato... No, ha risposto a questo punto, ha risposto parecchie volte su questo punto. Va bene, in ogni modo... ma aveva un atteggiamento... Io voglio capire questo, scusate se... Aveva un atteggiamento di persona preoccupata o tranquilla? È arrivato ora l'avvocato Pellegrini. È arrivato ora l'avvocato Pellegrini. Comunque ha risposto su questo punto. Facciamolo rispondere un'altra volta. Comunque io la ringrazio perché è stato l'unico che si è presentato, mi hanno fatto tutte le domande senza sapere, io ringrazio lei perché perlomeno si è presentato. No, non mi sembrava preoccupato. Non le sembrava? No. Ecco, allora, visto la domanda non è così errata come poteva sembrare, il 25 ottobre del 96 lei, interrogato dalla polizia, ha detto a questo proposito: ricordo che era visibilmente preoccupato quando mi riferì di aver ricevuto tale missiva. Io non lo ricordo, comunque se è scritto l'avrò detto senz'altro, cioè l'ho detto senz'altro. Tempo più che passa e più che sì. Io mi ricordo nemmeno che se ho fatto colazione stamani. Tanto che lei riferì quello che le venne in Dipende mente anche, alle volte dipende anche dalla domanda e dall'espressione, cioè sì, è certo. difficile spiegare, no? Visibilmente se me lo dice è segno che un minimo di cosa c'è, però non era preoccupato a dire come è qui là sotto il sole. Non so. Ecco, io vorrei andare avanti sempre seguendo la falsa riga di questo verbale che ho sotto gli occhi. Era così visibilmente preoccupato, tanto che lei cosa pensò sul momento di fronte a questo atteggiamento di preoccupazione dello zio? Quale immaginò che fosse il contenuto allora, queste risposte sono state tutte date, vediamo, se no allora si legge la trascrizione. No, allora, questo siccome mi pare che lo dice adesso, il verbale mi è servito per una contestazione. Sì, benissimo. Sì. Comunque a questa domanda già risposto prima.
Tant'è vero che poi suggerì di andare al maresciallo. Ecco. Va bene, grazie. Altre domande? Avvocato Zanubini, lei che ti chiamate in causa oggi. Senta, avvocato Zanubini, avvocato Corsi, senta Vanni Paolo, ricorda dove, mi spiego meglio, genericamente nel paese, nella piazza del paese, nel bar del paese, lei ebbe a parlare, a chiedere all'avvocato Corsi come era messo suo zio? Telefonicamente. Ah, per telefono, sì. E in occasione diceva di altri problemi vostri? Non ho di nessun problema, di sentirsi solo amichevolmente, che tu fai, dove tu vai, non ti vedo da un po' di tempo, così queste cose così, rapporto d'amicizia che intercorreva e intercorre tuttora tra me e Alberto. Grazie. Prego. Bene, può andare, signor Vanni. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie.